Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli. È scaduto poco fa alle 12 il termine per la presentazione delle liste elettorali per il voto di inizio ottobre. Allora ci colleghiamo subito in diretta da Trieste con Andrea Pierini per le ultime. A te Andrea. Buongiorno da Piazza dell'Unità d'Italia, buongiorno Francesca, buongiorno ovviamente ai telespettatori di Telefriuli. Sì, è scaduto veramente da pochissimo il termine per la presentazione delle liste nei 38 comuni che andranno al voto, il 3 e il 4 di ottobre, solamente 4 invece i comuni questi 38 che dovrebbero andare al ballottaggio se nessuno dei candidati dovesse raggiungere la 50% più uno dei voti scrutinati. Parliamo di Trieste, Pordenone e San Vito al Tagliamento. Proprio il capoluogo di regione sarà il comune dove ci sarà il maggior numero di candidati, pensate ben 10, tra cui anche Francesco Russo, che nell'ultima edizione del PGL 1130 avevamo ancora dato con la lista non depositata, però stanno completando le procedure, infatti lo staff di Francesco Russo del centro-sinistra è ancora sui uffici, quindi a breve dovrebbe comparire anche il suo nome in un elenco dei candidati del sito della regione. Ricordiamo che non è ovviamente un elenco definitivo, adesso le carte vengono controllate, ci sarà tempo fino al 4 settembre quando poi avverrà l'estrazione dell'ordine nella scheda. 4 i candidati a Pordenone, 4 a Pordenone, sempre a San Vito al Tagliamento, una sfida che si preannuncia molto intensa nel caso in cui appunto nessuno riesce a vincere il punto, ma sarà il ballottaggio diciamo il 17 e il 18 ottobre. Qui a voi la linea chiaramente prenderemo un po' più di spazio, faremo anche nomi, faremo un po' il quadro della situazione più ampio su queste elezioni che si daranno in forma anomala, chiedo scusa, ad ottobre vista l'emergenza. Se non hai domande da studio io ti restituirei la linea. Va bene così, a più tardi. Allora grazie ad Andrea Pierini. Parliamo di scuola. Non entreranno in classe a scaglioni come lo scorso anno gli studenti delle superiori, bensì per loro un turno unico, decisione che è stata presa ieri in un vertice fra Regione e Prefettura. E oltre 130 corse in aggiunta per garantire agli studenti della ex provincia di Udine una percorrenza sicura verso i plessi scolastici per l'avvio del nuovo anno sui banchi delle superiori. L'obiettivo, spiega l'assessore regionale ai trasporti Graziano Pizzimenti, è quello di tutelare i giovani allievi rispetto al contagio da Covid e di garantire un turno unico in ingresso e in uscita senza gli scaglionamenti dello scorso anno. Le aree interessanti dall'incremento del servizio di trasporto per la scuola sono Udine, Tarvisio, Gemona, Tolmezzo, Cervignano e tutti gli altri centri dell'ex provincia che contano istituti superiori scolastici. Le aree interessanti dall'incremento del servizio di trasporto per la scuola sono Udine, Tarvisio, Gemona, Tolmezzo, Cervignano e tutti gli altri centri dell'ex provincia che contano istituti scolastici superiori. Il quadro è stato delineato a seguito di un incontro con il prefetto di Trieste in accordo con le autorità di governo di Udine, Gorizia e Pordenone e la Regione, vertice tenutosi ieri e che prevede la presenza in aula del 100% degli allievi e dell'80% sui mezzi di trasporto. Il piano prende avvio il 16 settembre prossimo, ma alcuni istituti avviano le lezioni già il 13 con disponibilità da parte della società dei trasporti, in caso di criticità, ad anticipare l'incremento dei mezzi. In tutto le Friuli Venezia Giulia ci saranno 120 autobus in più e oltre 370 corse in aggiunta. Trenitalia garantisce l'80% sui propri mezzi, mentre la ferrovia Udine Cividale aumenta una corsa. E già da domani entra in vigore l'obbligo di esibire il Green Pass per chi viaggia sui treni. 2 decessi. Aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, numero che sale a 13, questi i numeri che ha presentato l'ultimo bollettino Covid stilato dalla Protezione Civile. Per quanto riguarda la nostra regione, gli ultimi decessi hanno riguardato una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata a Pordenone e un uomo di 88 anni che era ricoverato all'ospedale di Udine. Proprio relativamente alla mortalità, anzi all'eccesso di mortalità in particolare, il Friuli Venezia Giulia è al secondo posto in Italia, alle spalle della Puglia in questa non invidiabile classifica, e ha pagato dunque un prezzo particolarmente caro al Covid. Nei primi 6 mesi del 2021 il Friuli Venezia Giulia ha registrato un deciso aumento dei decessi legati alla terza ondata Covid.
I numeri, elaborati dall'Istat, pongono la nostra regione al secondo posto in Italia, alle spalle della Puglia, nella non invidiabile classifica che valuta l'eccesso di mortalità. Confrontando i dati dei primi 6 mesi dell'anno con quelli del periodo 2015-2019, il mese peggiore è stato gennaio, con 608 vittime in più. A febbraio l'eccesso di mortalità si è attestato a 120, mentre a marzo il numero si impenna nuovamente con 432 decessi in più. Numeri in aumento anche ad aprile, con 266 vittime in più rispetto al periodo 2015-2019. L'effetto Covid si annulla a maggio e giugno, che vedono un'inversione di tendenza con 70 e 61 morti in meno. Complessivamente le vittime dei primi 6 mesi 2021 sono state 9.049, 1.295 più della media del periodo pre-coronavirus. Un dato che colpisce ancora di più se confrontato con quello del 2020. Nell'intero anno, infatti, l'incremento di vittime era stato di 1.843, calcolando che la nostra regione era stata risparmiata dalla prima ondata, ma aveva sofferto nella seconda, con un netto incremento delle vittime a novembre e dicembre. Dal momento che 2/3 della popolazione sono vaccinati, in particolare i più fragili, la speranza è che l'effetto del virus possa essere attutito nei prossimi mesi. Domani pomeriggio sarà attivo un unico varco per accedere alla stazione ferroviaria di Udine. Si potrà entrare solo esibendo preventivamente il biglietto. Tutto questo in vista della manifestazione No Pass che ha nel mirino anche la stazione di Latisana. Stazione ferroviaria di Udine sotto massima sorveglianza con un unico varco di accesso, con luce verde solo previa esibizione del titolo di viaggio. È alta l'attenzione delle forze dell'ordine in vista della manifestazione Novax prevista per domani pomeriggio e che per l'ex provincia riguarda la stazione dei treni nel capoluogo friulano e la stazione di Latisana. L'obiettivo dei manifestanti è quello di bloccare i convogli, in particolare quelli ad alta velocità, reato che sarà punito immediatamente con una denuncia per interruzione di pubblico servizio, fa sapere già oggi il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Le persone che violano la legge saranno subito identificate e nello spazio della stazione sarà attivo un presidio delle forze dell'ordine. Anche l'area aerea sarà monitorata attraverso i droni della Polizia Locale di Udine che controlleranno anche la viabilità a ridosso della stazione. Nel capoluogo friulano non sono previsti transiti di treni ad alta velocità nel pomeriggio, mentre questo tipo di convoglio transiterà nella stazione di Latisana. Nel centro della Bassa Friulana la tensione quindi è alta. Non ci sono dati esatti sul numero dei partecipanti alla protesta perché le informazioni viaggiano su canali social non facilmente accessibili, come Telegram, spiega l'autorità di governo di Udine. Fondamentale in questo senso la collaborazione con la polizia. Fondamentale in questo senso la collaborazione con la Polizia Postale delle Comunicazioni e naturalmente con la Polizia Ferroviaria. Ci sono stati diversi furti in regione. A Cotroipo in particolare i ladri sono entrati in una casa dopo aver spaccato una finestra. Hanno rubato monili in oro e vestiti di marca per oltre 10.000 euro. Un secondo furto è stato messo a segno in una casa di Buia dove i ladri si sono introdotti forzando un infisso e hanno rubato monili in oro e preziosi per un valore di oltre 30.000 euro. In un bar di Duino Risina infine sono stati sottratti circa 80 biglietti del gratta e vinci del valore di 5 euro ciascuno. Un cittadino marocchino di 36 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Caorle per detenzione di droga ai fini di spaccio. È stato fermato durante un controllo su strada e ha insospettito i militari per il suo nervosismo. Nel veicolo è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi e poi dalla perquisizione nella sua casa di San Stino sono stati rinvenuti altri 100 grammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Un pensionato di 80 anni è rimasto vittima di un furto con destrezza in Viale Miramare a Trieste. Una donna, fingendo di conoscerlo, gli si è avvicinata e gli ha sottratto un prezioso Rolex. L'uomo si è accorto di essere stato derubato solo più tardi. Ultimo giorno di calciomercato per Udinese e Pordenone. I ramarri attendono anche di decidere chi sarà il nuovo tecnico dopo Paci.
Si conoscerà oggi il nuovo allenatore del Pordenone, colui che prenderà il posto di Massimo Paci. Sulla panchina dei Ramari è durato solo 2 giornate di campionato. Fatale la pesante sconfitta contro la Spal, ieri sera è arrivata l'ufficialità sulla separazione e le parole di Lovisa, che ha parlato di decisione inevitabile. La società si era già mossa ieri ovviamente per il sostituto, il no di Venturato fa sì che ora in pole position ci sia Massimo Rastelli, ex di Cagliari, Cremonese e Spal. Rastelli piace non da poco tempo a Matteo Lovisa, che ha sondato anche Pillon, ex di Triestina, Pescara e Padova, e Roberto Breda, tra le altre ex di Perugia, Vicenza, Livorno e Pescara. Oltre a questa notizia sono attese per oggi anche le ultimissime di mercato. La finestra estiva chiude alle 20. In casa udinese resta aperta in uscita la questione Beccao, con il Torino che si è rifatto sotto per averlo. Da sciogliere anche il nodo Larsen, che ha il contratto in scadenza al prossimo anno. Ieri è stato ufficializzato Sopì, vero, ma il 19enne non basterebbe certo a colmare un eventuale vuoto lasciato dal danese. E poi ci sono le tentazioni in attacco, prima su tutte Radamel Falcao, il 35enne in uscita dal Galatasaray. Prima però c'è da piazzare eventualmente Okaka. Paralimpiadi di Tokyo, Giada Rossi ha conquistato l'accesso alle semifinali nel tennis tavolo a squadre. Dopo la delusione nella prova individuale, la campionessa di Zopola assieme alla compagna Michela Brunelli ha superato la Thailandia per 2-1 in un doppio molto combattuto. Domani alle 5 italiane le azzurre incontreranno le cinesi, e sempre nel tennis tavolo stop per la coppia formata dal 18enne triestino Matteo Parenzan e Mohamed Amin Kalem, sconfitta per 2-0 dall'Ucraina nei 16esimi di finale. E oggi si è aperto anche il programma del ciclismo su strada. Per il Friuli Venezia Giulia c'è la spilimberghese Katia Aire, che ha coronato il sogno dell'azzurro olimpico a 50 anni, e Andrea Tarlao, chiamato a difendere il bronzo olimpico conquistato a Rio 2016. Per entrambi la corsa contro il tempo si è conclusa al 6° posto. Tra poco c'è l'appuntamento con A Voi la Linea. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale. Buona giornata, arrivederci.